Mio suocero! Ah, è un suocero. Mi vuole conoscere! Vabbè, succede a tutti. No! Come sai, io ho mentito sulla mia identità. Ho detto di essere un nobile. Ah, ora sì che ti sei fregato. La figlia ha detto che lui è un nobile. Quindi si vuole sposare con un altro nobile per farsi alzare di rango. Ma perché lui che era? E lui era un uomo. Che bella parola! Uomo! Allora, per questo io ho bisogno di chiedervi un favore. Oh, Pulcinella, non è che questo ci vuol chiedere dei soldi? Davanti a questa richiesta da un cazzotto in testa! Ma che io ho detto che voi siete miei cugini, principi di Casadoro. Non possiamo fare un parente più umile, per esempio il fuoco! E io faccio sottocuore. Ma che vita imbecille! Quelli tutti! Non si basta pagare voi per i vostri pensieri. Entrando in questo teatro, facilmente riconoscibile dalla presenza del maestro numero 2. Ma sono due. Ho subito preso atto che la persona che si trovava di fronte a me stava indossando un vestito alquanto strano. Al che ho subito avuto il pensiero che mi stavo trovando uno spettacolo. Ma lei che ci fa venire? Bene. Sto cercando una ladra. Sembrerebbe che si sia nascosta da queste parti. E il mio infallibile istinto mi dice che potrebbe essere tra luci e riflettori. Ma che dici? Noi siamo attori, siamo gente per bene, gente che vive la giornata, massimo ladri! Ma magari almeno staremo meglio. Appunto, Ma che succede? Eccola, non l'aspettavo. oh no, di nuovo! Il mio príncipe. Ispettore, finalmente mi ha trovato. Oh no! Ci dava Così sciocca da dirmi tutta la verità. alla fine tu c'è la bellezza. Forza, comandante, mi tocchi. Ma cosa sono queste tecniche di abbordaggio? Stia lontana! La mia cassa è integerrima! No, non spari, la prego, no. Prendete la ragazza! Bella bella! Ecco le istruzioni! Mi passi lo stress. Scusate, È proprio lei, la riconosco. Ladra. Lei, signora, è la ladra che mi ha rubato il cuore. ah, che bel finale! Guarda che non ha altro senso, sarà meglio della mia commedia Una famiglia perfetta, tornate a vedere. Beh, va bene, finita questa farsa, adesso proviamo un'altra scena. Facciamo il fatto frittone, va bene? Così poi recitiamo, dai. Vendino, signori, vendino. Zippole, fatti fritti per tutti. Prendetene 3, ne pagate uno. Prendetene uno, ne pagate 3. Oh, viene vedo, dopo tanti giorni passati a rigiurare, ecco
vuol brighere intenta lavorare. Se non l'avessi capito, questo si nomina lavorare. Parlacia per me. Unghedo, sì. Te brighere, tiende la roba buona di no? Le fippole vengono un euro. Prendine 3, ne paghi una. Ah. Facciamo così. Uno lo prendo oggi e gli altri torno a pagarteli domani. Ma mi fate mangiare! Perché così sei bollente e tu ti cuoci e così Ma questo è un vuoto scenico! Essere o non essere? Mi concede l'onore di questo bagno? Dovrebbe esserci la musica. E balliamo cavolo! La musica è dentro. Vuoi vedere le tecniche del maestro? No? E così, eccovi a raccontarvi, le maschere sono finalmente tolte. Abbiamo cercato di riportarvi l'illusione di essere dei bambini che giocano con un mondo nuovo e dare la speranza ai bambini di oggi di poterci giocare sempre. Noi siamo le maschere. Ma siamo solo ombre su un muro. E voi uomini, che cercate l'oblio e credete al nostro mondo fatto di poesia del Dio, che ridete e scherzate con noi, piangendo. Sappiate che dietro queste maschere siamo soltanto uomini e donne. Uomini e donne che percorrono la stessa strada che voi fate. Diventiamo ombre mascherate, perché la vita non ci riconosca e cambi strada. Una vita che non è nient'altro che una strada a cui noi cambiamo la direzione per volgerla verso di voi, poi del nostro lavoro. Ci vestiamo da servi per fare di voi re e regine. Cerchiamo con i nostri sorrisi di rallegrare le vostre giornate. Così tutto quello che va male resta dov'è.
E questa è la nostra favola. E noi ve la raccontiamo vivendo ogni momento, attendendo i vostri applausi.